Due squadre a pari punti, due squadre che oggi si giocano tutto, salvezza, play-out o retrocessione diretta. Ogni scenario è ancora aperto e il destino dipende anche dai risultati degli altri campi. Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo. Questo è il Palanselmi, questa è Real Fabrica Mestre Fenice, ultima tappa del girone A di Serie A2 Elite. Fischietto in bocca, si parte, triglia per Frigerio. Martinez cerca lo spunto, giocata, pallone in mezzo e Triglia sblocca il match. 1 minuto 7 secondi, segna sempre lui, Mattia Triglia. Si fanno sentire i tifosi di casa. Il Fabrica è avanti con il 25esimo gol in campionato di Mattia Triglia. Calcio di punizione molto interessante. Bui sul pallone, si allontana, va Mazzon con il destro, traversa dopo la parata di Relandini che esulta. Si è preso il calcio di punizione. 2-2 per quanto riguarda i falli, 4 minuti esatti sul cronometro, pallone battuto velocemente, occasione enorme per Triglia. La posta in palio è altissima, si giocano una stagione queste due squadre, come ha detto Capitan Martinez. Intanto è arrivato il mancino di Gagliani, attento Relandini. Conclusione, pallone sul palo. Intanto arriva il 2-0 del Montegrappa, ma seguiamo Ruzzene. Cullani, gran gol! Il pareggio del Mestre Fenice con un destro perfetto di Cullani che ristabilisce la parità 1-1 al Palanselmi. Poi Vailati allarga, conclusione, diagonale fuori di pochissimo. Calcio d'angolo, Martinez in mezzo, Zanotto la tiene e poi fa ripartire il Mestre Fenice, se ne va Ruzzene in mezzo per Petri, se lo divora così, occasione enorme. Punta, duello con Frigerio sulla fascia destra, Bui, giocata, Bui in mezzo. Se la cava il Fabrica che poi riparte, 3 contro 2 possibile. Frigerio per Triglia, Triglia controllo destro, Zanotto in corner. Martinez sul punto di battuta, in mezzo Triglia, grande schema. Poi Frigerio, murato, attenzione a Bui, Bui davanti a Relandini, il cucchiaio, bravo Relandini a restare in piedi. Sta concedendo troppo il Fabrica in ripartenza. Adesso Martinez, grande recupero, assist per Triglia, Triglia sul palo. Si riparte, Bui sulla destra, Frigerio, De Betio, destro da lontano. Centralmente per Bui che allarga, Mazzon, Petri, grande azione, Petri, Relandini mostruoso. Questa volta per Triglia, esterno elegante all'indietro, De Betio, Frigerio, ripartenza Mestre Fenice, poi Bui, salta De Betio, salta Frigerio, allarga su Ruzzene, giocata, Ruzzene, Relandini, straordinario. Gagliani, cambio di lato, Ruzzene, cerca un altro spunto dei suoi, Vailati in avanti, Cullani a terra, recupero regolare di Stentella, poi Nathan, giocata, Nathan, Zanotto. Che uscita del portiere, Cullani esalta i riflessi di Relandini. Prima Nathan con un'azione personale fermata da Zanotto, poi il destro potente di Cullani, la respinta di Relandini in fallo laterale, possesso Mestre Fenice. Vailati, deviazione, gol! La ribalta il Mestre Fenice che passa a condurre 2-1 per la squadra ospite al Palanselmi. L'anticipo di De Betio, allora sbarra, punta Gagliani, sbarra, cambia passo, va via, allarga sulla destra, Nathan, Zanotto a dire di no. Vailati, fallo laterale, Bui ci riprova, Relandini con il piede, pallone che si impenna, Bui in anticipo, lotta con Frigerio, allontana Bui, Martinez, Frigerio a terra, riparte il Mestre Fenice, 3 contro 2 possibile, Vailati fermato regolarmente, allora il Fabrica con Martinez, Triglia in mezzo, il pareggio di De Betio, 2-2, esplode il Palanselmi, protesta il Mestre Fenice che voleva un fallo. Bui, Ruzzene in avanti,
per Mazzon, la difesa del pallone del capitano che lotta con Stentella. Mazzon per Bui e poi il tocco ravvicinato di Moscoso. Torna immediatamente avanti il Mestre Fenice che punisce il Fabrica 3-2. Profondità, Nathan recupera, Martinez con il destro, chiude Zanotto, poi Ruzzene davanti a Relandini, Relandini, Martinez porta palla con calma, supera il centrocampo, Martinez centralmente, prepara il destro, lo prova Zanotto. 90 secondi alla fine, Martinez, il destro, Zanotto, 4 secondi. Pallone in avanti per Petri che calcia e chiude il match calando il poker 4-2 del Mestre Fenice che condanna il Real Fabrica alla retrocessione. Batte triglia per De Betio che attende la sirena. Finisce qui il match. Vince il Mestre Fenice che spugna per 4-2 il campo del Fabrica e conquista i play-out. Retrocede invece la squadra di Luca Lucchetti.